Dopo averli incontrati al Vinitaly siamo venuti a far visita all'azienda Zorzettig. Ce la racconta Annalisa Zorzettig, che ci spiega un po' qual è la storia e la filosofia dell'azienda. Da generazioni che si coltiva la vite nei colli orientali del Friuli, in particolar modo era la zona collinare alle spalle di Cividale ed era la zona che forniva il vino a Cividale, che era città ducale, città dell'impero longobardo, città dell'impero austro-ungarico, comunque zona vinicola. I miei bisnonni, oltre ad avere le proprie terre, le proprie vigne, lavoravano anche una parte delle vigne dell'ospedale ed è da lì, nel momento in cui l'ospedale ha deciso di vendere le proprietà che hanno acquistato loro, hanno fatto il salto, diciamo, cominciando ad imbottigliare, per cui andiamo indietro di circa 70 anni, i primi imbottigliamenti. Prima il vino veniva venduto quasi esclusivamente sfuso. Prima, diciamo, in maniera semplice e naturale, un percorso che hanno fatto fino a mio padre, direi. Io sono nata sotto le piante della vite, ma ho preso un po' in mano completamente l'azienda nel 2006, quando è morto mio fratello. Con la mancanza di mio fratello nel 2006 ho dovuto prendere un po' in mano anche la cantina e all'inizio dell'estate 2007 si cominciava a parlare di crisi, che alcune fabbriche avrebbero chiuso, non avrebbero mai riaperto. A me sinceramente un po' la cosa mi spaventava, effettivamente poi c'è stata la crisi. E insieme a Fabio, il nostro enologo, abbiamo deciso di cominciare un percorso diverso. Abbiamo scelto di fare invece una selezione e di lavorare sulla qualità. Abbiamo cominciato subito il lavoro in campagna, anche se ti dirò che mio padre ha sempre avuto molta cura della campagna. Avevamo il territorio, le persone, le strutture, avevamo tutto, ci mancava il tempo. Abbiamo detto con la crisi avremo anche il tempo, per cui abbiamo cominciato a lavorare sulla qualità e devo dire che ci ha premiato molto. Siete andati quindi un po' in controtendenza, cercando non di ridurre i costi ma di elevare la qualità. Quante bottiglie producete? In totale circa 800.000 bottiglie. Abbiamo comunque 115 ettari, 116 ettari, per cui abbiamo la possibilità su un territorio così vasto di poter fare anche un'ottima selezione. Io ti ringrazio a nome mio e a nome di Acino Nobile per averci ospitato e averci illustrato questa fantastica azienda con dei prodotti eccezionali. Grazie a voi. Grazie Annalisa.